Questa è la biblioteca Laudense. Si chiama biblioteca, ma non è solamente una biblioteca, è molto di più. È molto di più perché così ci è stato chiesto, così abbiamo pensato e abbiamo progettato la realizzazione. Così era possibile farlo perché questi spazi sono degli spazi molto ampi, molto belli, al centro della città. Sono proprio l'ideale per realizzare un centro culturale, dinamico e vitale qui nel cuore di Lodi. È un centro di intrattenimento che mette insieme un intrattenimento colto, un intrattenimento di chi vuole venire qui per studiare, per godere della possibilità di conoscere qualche cosa in più. E proprio per la conoscenza questo luogo dedica un grande spazio a piano terra ai bambini quelli piccoli e quelli più grandi, con un giardino bello, un bellissimo cortile antico nel cuore di Lodi, dove possono essere anche realizzati degli spettacoli teatrali, dei piccoli eventi. È un edificio antico, quindi è un edificio storico che ha bisogno di essere conservato per il suo valore storico, con tanti piccoli pezzi di grande qualità e di grande significato. Quindi siamo intervenuti cercando di disturbare il meno possibile questa sovrapposizione di storie e dove abbiamo potuto abbiamo tolto le parti proprio più brutte, più inutili e più inadatte a questo luogo. Abbiamo liberato il più possibile gli spazi e dove siamo stati costretti ad aggiungere qualche cosa lo abbiamo aggiunto col massimo della sensibilità, usando il più possibile il legno perché il legno dà anche il senso di un intervento temporaneo che non deve necessariamente durare nel tempo. Benvenuti. Questo è proprio un luogo che deve essere abitato. Il suo successo sarà proprio determinato dall'afflusso di persone. Più persone ci sarà, più si sancirà il successo di questo spazio e più si sancirà l'interesse di Lodi per la cultura, per il mondo letterario, per la conoscenza in generale.